benvenuti ad un nuovo video di cucina, gioia e fantasia. Io sono Lisa e qui con me oggi ci sono dei validi collaboratori. Alla mia destra abbiamo Roberta. Benvenuta Roberta. E alla mia sinistra abbiamo Rosolino. Benvenuto Rosolino. Oggi vi portiamo alla scoperta di un utensile molto antico, la maida, che è un contenitore in legno utilizzato per l'impasto manuale, conosciuto in tutta Italia, ma in particolare oggi analizzeremo la maida siciliana, meglio conosciuta come maida. È uno strumento molto antico, molto apprezzato dalle massaie, dalle casalinghe, anche dalle giovani, e analizzeremo gli usi, i costumi e la tradizione che ci sta dietro a questo antico strumento. Ma tutto questo dopo la sigla. Esistono diverse dimensioni della maida. Qui abbiamo la maida di piccole dimensioni, che può impastare fino a 2,5 kg di farina, e la maida di medie dimensioni, che può impastare fino a 4 kg di farina. Naturalmente parliamo di farina di dolci o impasti di pane o di pizza. Per favorire la lievitazione solitamente si pone sopra la maida un lenzuolo o una coperta. Nella versione moderna della maida piccola abbiamo un coperchio che ha una duplice funzione. Da un lato serve appunto per favorire la lievitazione, mentre se lo capovolgiamo, prego Roberta, può fungere da tagliere o da spianatoia, quindi possiamo adagiare la nostra pasta sulla spianatoia, che in antico, in gergo veniva chiamato scannaturi, e possiamo poi lavorare la pasta con un mattarello, anticamente chiamato in gergo sagnaturi. La maida piccola come quella media è realizzata con legno di faggio. Il legno di faggio è un legno molto resistente, è un legno privo di pori, quindi compatto. Ciò permette all'impasto di essere facilmente tolto dalla maida e fa sì che i residui non si attaccano nelle pareti della maida, lasciando così la maida pressoché pulito. Inoltre il legno di faggio non è un legno tossico e grazie a questo legno vengono realizzati molti utensili da cucina, come le spianatoie, come i mattarelli, come taglieri, i mestoli e altri utensili da cucina. Inoltre per quanto riguarda la forma della maida, vediamo che ha dei bordi che non sono retti, non sono perpendicolari alla base, ma sono pressoché orientati verso l'esterno. Questo fa sì che la maida vada quasi ad abbracciare l'impasto che sarà contenuta in esso. Inoltre i bordi, come vediamo, sono incastrati attraverso degli innesti. Prima cosa che si fa appena si acquista la maida è quella di rendere impermeabili le fessure della maida. Per far ciò è necessario creare una colla artigianale, un collante realizzato con farina bianca tipo 00, con albume e un po' d'acqua. Adesso con i miei collaboratori andremo a realizzare questa colla. Quindi abbiamo bisogno, abbiamo detto, di farina, di albume e un po' di acqua. Quindi iniziamo a versare a poco farina nell'albume. Dopo un po' aggiungiamo dell'acqua. La colla deve diventare piuttosto densa. Nel momento in cui la pastella è piuttosto densa, mettiamo questa colla naturale lungo i bordi, le fessure e le giunture della maida.
Appena terminiamo di posizionare la colla in tutte le fessure della nostra maida, lasciamo riposare per circa 10-15 minuti affinché la colla possa asciugarsi. Passato questo tempo, per eliminare gli eccessi di colla, si prende della farina con un panno e si inizia a frizionare tutte le pareti della maida in tutte le fessure, e si verranno a creare dei grumi che saranno poi facilmente rimossi sempre col panno. Appena terminiamo di eliminare tutti i residui della colla della maida, che è necessaria appunto per impermeabilizzare tutte le fessure, le giunture e gli incastri della maida, dobbiamo poi impermeabilizzare la struttura interna, le superfici della maida. Per fare ciò è necessario prendere un panno asciutto, inumidirlo su dell'olio, olio di semi di girasole o olio d'oliva, e andare a tamponare tutte le pareti interne della maida. Prego, Rosalino. Quindi prendiamo il panno e andiamo a inumidirlo nell'olio. E andiamo a tamponare tutte le superfici della maida. Dopo aver terminato l'operazione del panno umido, il bevuto di olio e tamponato tutte le pareti della maida, lasciamo riposare la maida per 2 giorni per far sì che l'olio si asciughi. Naturalmente la maida sembrerà macchiata, ma poco importa, si andrà a creare una patina che rende impermeabile la maida. Dopo il suo utilizzo la maida non va mai bagnata, non va mai posta sotto l'acqua, questo perché il legno di infaggio si potrebbero creare delle crepe, la maida potrebbe incurvarsi e quindi perdere il suo funzionamento. Quindi come faccio a lavare la maida? Molto semplice. Dopo averla utilizzato per impastare il nostro pane, per aver impastato il nostro dolce, per pulirla basta cospargere della farina, prendere un panno asciutto e iniziare a frizionare le pareti della nostra maida. Si verranno a creare dei grumi che saranno facilmente tolti con facilità. Oggi la maida è uno strumento poco utilizzato in cucina perché le impastatrici elettriche, i robot da cucina e le planetarie hanno quasi soppiantato l'utilizzo di questo utensile. La maida è parte integrante della tradizione siciliana, parte integrante della nostra storia, è un oggetto della tradizione agricola antica che serviva per impastare il pane secondo tecniche che venivano tramandate da generazione in generazione. Pensate che la maida era parte del corredo delle future spose, così come le uscanaturi e usagnaturi. Inoltre 50 anni fa non c'erano maide così piccole, ma esistevano delle maide lunghe quasi 1,50 m, 1,60 m. Questo perché le famiglie un tempo erano molto numerose e quindi erano tante le bocche da sfamare. Bisognava impastare tanto pane perché doveva durare almeno 15 giorni. Il pane impastato nella maida è diverso rispetto al pane che viene impastato mediante una impastatrice elettrica e vi spiego perché. Il pane impastato nella maida, si dice in gergo, si sacchia, che vuol dire ha a che fare con la tecnica di impasto. Infatti la pasta all'interno della maida viene presa, girata e schiacciata, perfetto, con i pugni. Viene presa, girata e schiacciata. Questa tecnica fa sì che si crea un'ossigenazione nella pasta che favorisce la lievitazione e rende migliori tutti gli impasti che vengono creati all'interno della maida. Inoltre il pane realizzato nella maida è
ha una densità e una corposità diversa rispetto al pane realizzato mediante un'impastatrice elettrica, e questo perché al suo interno il pane presenta delle bolle strette, delle bolle piccole, e quindi è molto più saziante rispetto ad un pane realizzato attraverso una macchina dove appunto è molto più gonfio e le bolle sono più grandi, e questo fa sì anche che il pane possa durare a lungo, infatti rimane fresco per più giorni. Fin qui abbiamo parlato dell'utilizzo della maida per impastare, ma esisteva anche una variante di utilizzo della maida. Tu lo sai, Roberta? Sì, ai tempi si usava anche per mangiare. Per mangiare cosa? Lasagne al sugo con il formaggio. Brava, quindi c'era una variante nel suo utilizzo, stiamo parlando delle maide, quelle grandi, infatti serviva per fare le cosiddette lasagnate, appunto le lasagne venivano poste in queste grandi maide e i vari membri della famiglia poi si ritiravano la loro porzione e si mangiava tutti insieme in questo grande contenitore. In realtà esiste una variante della maida dove si può mangiare e sono le cosiddette maiduzze. Queste piccole maide, grazie Rosolino, sono delle piccole maide dove appunto si può mangiare la cosiddetta lasagnata. Esistono due dimensioni di maiduzza, questa che è la dimensione piccola, che è un vero e proprio piatto, e quella più grande che è una dimensione media, come un piatto da portata. Cosa differenzia la maiduzza dalla maida per impasto? Si differenzia sia la composizione che la struttura. La maida utilizzata per mangiare è realizzata non con legno di faggio così come la maida da impasto, ma con legno di abete. Il legno di abete può essere bagnato, può essere lavato. Inoltre la struttura è diversa dalla maida da impasto. Mentre nella maida di impasto i bordi sono agganciati tra loro mediante degli incastri, nella maida utilizzata per mangiare i bordi sono a contatto. Prima di utilizzare la maida è necessario andare a sigillare tutti i bordi della maida per far sì che i liquidi che poi andranno al suo interno non fuoriescano dalla maida. Per far ciò è necessario andare a immergere, a bagnare la maida. Questo perché le fibre che compongono il legno, si dice in gergo, si allaschia. Cosa vuol dire? Il legno si restringe, una volta che viene bagnato le fibre del legno si allargano, si rigonfiano e quindi la maida si mette in forza. La tradizione vuole che le maiduzze vengano immerse nelle brodo caldo della pasta, e questo perché le antiche massaie non avevano acqua calda a disposizione, c'erano questi grandi pentoloni che servivano appunto per cucinare la pasta a tutti i membri della famiglia, e quindi si immergevano con facilità queste maide, si entravano e uscivano nel brodo caldo, e quindi l'acqua calda faceva sì che le maide si asciugassero velocemente e quindi erano pronte ad accogliere le lasagne. Quindi la maida fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura e deve essere conosciuta e tramandata alle future generazioni. Potete trovare la maida e tanti altri prodotti nel sito sicanisolidaleshop.com. Potete trovare prodotti genuini, biologici, di altissima qualità provenienti dal territorio dei Monti Sicani, così come prodotti realizzati artigianalmente. I proventi ricavati dalla vendita di questi prodotti hanno uno scopo sociale, infatti saranno utilizzati dalla cooperativa Santa Maria di Gesù e dall'associazione L'Arca Onlus per realizzare progetti di inclusione e integrazione sociale ed inserimento al lavoro a favore di persone diversamente abili e socialmente svantaggiate. Inoltre, prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Sicane Solidale Shop, di mettere un like, di commentare e condividere anche il video. Non mi resta di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto da me, Elisa, Roberta e Rosalina. Alla prossima, ciao! Ciao!